parlarvi un po' dei miei gusti musicali o comunque di proposte in ambito artistico, musicale, che potrei magari consigliarvi, quindi realizzerò questo tipo di video. Intanto volevo però salutare Gianmarco. Ciao Gianmarco, è un mio grandissimo fan, mi segue da tempo ormai e lo saluto e gli mando un forte abbraccio, ecco. Comunque, quest'oggi avevo in mente per l'appunto di affrontare un po' il discorso musicale con voi, anche se avevo già realizzato un paio di video inerenti a questo argomento, però mi avete chiesto di intensificarlo ulteriormente, quindi direi che possiamo approfondirlo. Allora, innanzitutto vi dico subito che uno dei primi gruppi che mi viene in mente, adesso ovviamente salterò un sacco di robe belle che magari in questo momento non mi ricordo perché ascolto talmente tante cose che è difficile ricordarsele, sempre mi dimenticherò sicuramente qualcosa per strada, però per quanto io possa ricordarmi adesso, in questo momento nell'immediato, possiamo tenere quello, ecco. Bene, innanzitutto comincio con i Depeche Mode. I Depeche Mode, che sono un gruppo britannico che avevo citato già nel video precedente a questo, che mi ha influenzato profondamente in questi ultimi anni, non solo me ovviamente, ma anche tante altre scene. Loro sono considerati come i creatori della musica house o comunque elettronica in generale, anche se in realtà prima di loro c'erano i Kraftwerk, che sono un altro gruppo addirittura degli anni 70 che praticamente suonavano anche loro con dei sintetizzatori di suono, però forse in modo un po' più sistematico, un po' più comunque preciso e quadrato. Invece i Depeche Mode hanno portato il loro approccio in nuove dimensioni, hanno praticamente preso quello che facevano i Kraftwerk e l'hanno ampliato, quindi sono riusciti a fare questo, che poi secondo me in realtà i Depeche Mode non sono esattamente i creatori della musica house, ad esempio, perché molti tendono a considerare i Depeche Mode come creatori o comunque inventori della musica house. In realtà non sarebbe proprio così, perché i Depeche Mode non hanno mai fatto assolutamente quel tipo di musica, mai in assoluto. Sono stati altri che dopo di loro o comunque nell'epoca, nella loro stessa epoca, hanno portato l'elettronica a un livello un po' più spinto, magari un po' più intenso, un po' più ritmato, e hanno creato l'house. Però i Depeche Mode, se vogliamo, sono quelli che hanno dato un po' l'idea, lo stimolo per fare poi quel tipo di musica, però non sono esattamente, secondo me, i creatori di quel tipo di musica dance o comunque molto più ritmato e scatenato, ecco. Quindi a me piacciono molto i Depeche, perché mi piacciono molto perché sono stati molto intraprendenti e molto bravi artisticamente, a mio avviso. Hanno saputo trasformarsi durante i loro anni di carriera, perché davvero, se voi ascoltate un album dei Depeche di un determinato periodo e ne andate ad ascoltare un altro che appartiene a tutt'altro periodo di tempo, vi accorgete che sono molto
diverso dall'altro. È molto bello questo, perché comunque si ritrova in molti pochi gruppi, ecco, in modo così comunque visibile, diciamo. Poi vabbè, io sono cresciuto praticamente con i Depeche Mode, quindi mi piacciono molto, li ascolto da quando avevo 14-15 anni, e quindi ecco, se non li conoscete vi inviterei ad andarli ad ascoltare, ecco, che magari vi possono piacere. Poi sempre di quel periodo, un po' prima di Depeche Mode, sì, un po' prima, ci sono i Joy Division, che sono un gruppo post-punk di Manchester, erano un gruppo post-punk di Manchester, dopo sono diventati i New Order con la morte di Ian Curtis, però anche loro con la loro musica comunque mi hanno influenzato, e hanno influenzato anche altri musicisti. Comunque più che altro loro raccontavano la vita di Manchester durante comunque gli anni 70, durante un periodo piuttosto difficile per la grande città, e quindi loro dovevano raccontare questa condizione di pesantezza, questa comunque condizione esasperante, stressante, fatta di povertà anche molto spesso, e quindi loro dovevano immagazzinare tutto questo con la loro musica, cosa per niente facile, per niente facile. Addirittura il loro fotografo, che all'epoca era Anton Corbin, che tra l'altro è stato fotografo anche dei Depeche Mode. Ecco, Anton Corbin, quando incontrò i Joy Division, dovette ammettere che si ritrovava davanti a dei giovani di Manchester, dei giovanissimi che avranno avuto 20 anni, che sembravano malnutriti, o comunque che sembravano vivere situazioni piuttosto difficili. Adesso ovviamente è un po' romanzata probabilmente come cosa, però un fondo di verità ce l'ha sicuramente, perché per l'appunto era un periodo piuttosto difficile, e lo era per tutti in quel periodo a Manchester probabilmente. Ecco, poi comunque la band durò relativamente poco, pubblicarono 2 album in studio, Unknown Pleasure e Closer, che sono 2 album stupendi che vi consiglio ovviamente caldamente, e pubblicarono solo 2 album perché poi il cantante Ian Curtis si suicidò impiccandosi, perché era stressato dalle performance della band, comunque era frustrato anche dalla situazione familiare, che non era molto facile, e per tanti altri motivi, quindi era davvero un ragazzo molto giovane quando si suicidò, e, e lasciò il segno, perché dopo la band comunque decise di andare avanti, comunque cambiando però nome, chiamandosi New Order. Comunque Joy Division, assolutamente band di punta, che io vi consiglio, che mi ha influenzato molto. Ecco, e poi vediamo cosa potrei dirvi dopo queste 2 band. A me ad esempio piacciono molto anche i Placebo, che sono una band alternative rock, hard rock, dipende un po' poi da come una persona li considera. Anche loro, secondo me, nel loro piccolo, nel loro genere, hanno inventato sicuramente una stilistica molto particolare, e sono riusciti a reinventarsi nel corso della loro carriera come un alternative rock molto molto particolare, perché comunque loro mischiano questa sorta per l'appunto di effetto placebo, perché poi il nome deriverebbe da lì, quindi un effetto placebo, quindi un
è stato Battle for the Sun, però per il resto, che poi anche quell'album lì secondo me non è che sia proprio così positivo, però comunque hanno una linea che è la loro, che è inconfondibile. Quando tu senti suonare i Placebo e soprattutto senti la voce di Brian Molko, capisci che sono proprio loro. Quindi hanno creato proprio questo tipo di stile, questa tendenza che tuttora influenza tantissimi gruppi e tantissima musica in generale, quindi sono belli anche proprio per questo. Il mio album preferito loro è Meds, perché mi piace tantissimo, è proprio bellissimo, secondo me lì avevano proprio raggiunto l'apice del loro linguaggio, della loro stilistica. Anche Sleeping with the Ghosts mi piace, però forse Meds è un po' più bello, ecco. E poi vediamo quale altra band potrei citare. Beh, ad esempio i Massive Attack mi piacciono molto, anche quelli li trovo assolutamente incredibili. Siamo in tutt'altro contesto, ovviamente. Loro sono considerati i creatori della musica trip hop, anche se comunque a loro non è mai piaciuta questa etichetta, perché in effetti non hanno tutti i torti, perché comunque loro fanno questo genere che è molto personale. Loro non sono semplicemente un gruppo, sono un collettivo musicale, nel senso che hanno dei componenti magari anche che provengono da altri gruppi o comunque da altri progetti musicali, però loro lavorano in questo modo ed è anche per questo che la loro musica è estremamente variegata. Quindi è proprio bella anche per questo, perché loro prendono diverse influenze, prendono diversi stili e li uniscono insieme. Alla fine non è solo rap, non è solo hip hop, diventa anche soul, jazz, rock, alternative in generale o comunque musica elettronica. Quindi loro sono davvero meravigliosi da questo punto di vista e sono tanto ma tanto speciali e variegati. Ogni loro album è diverso, assolutamente, perché noi abbiamo comunque Mezzanine, ad esempio, che è stato uno dei lavori, che è stato uno dei loro lavori comunque che ha riscosso molto successo commerciale e che comunque presenta un'estetica non solo rock, perché comunque le chitarre distorte che ci sono all'interno di Mezzanine farebbero pensare quasi ad un contesto rock, in realtà è tutt'altro, nel senso che ci sono anche cose, sonorità, caratteristiche ad esempio della musica elettronica o comunque caratteristiche quasi di una musica pre-millennium, ad esempio, no? Come spesso viene indicata. E quindi loro, secondo me, non sono semplicemente etichettabili con un solo genere, perché fanno davvero di tutto. Mi piaceva di più, ad esempio, la catalogazione come Bristol Sound, perché loro inizialmente venivano considerati come Bristol Sound, quindi sonorità di Bristol, no? Il suono di Bristol, perché loro vengono da Bristol, che è in Inghilterra, che è una parte dell'Inghilterra che comunque si è risollevata in questi ultimi anni. C'è stata un'epoca in cui comunque Bristol era un
ce ne sono tantissime altre. Ovviamente io, come sapete, compongo musica sia per conto mio che con la band. Io di solito per passione facevo un album all'anno. Ovviamente mi ci è voluto molto tempo per sviluppare una mia personale estetica, una mia personale sonorità. Mi ci è voluto tempo nel senso che ho iniziato a comporre musica a 14-15 anni fino adesso. Se io adesso mi mettessi ad ascoltare le cose che facevo a 14 anni, mi viene da ridere, come è normale che sia, perché da qualcosa bisogna comunque pur iniziare, no? E non erano delle canzoni così belle. Comunque magari vi metto qui sotto il link del mio profilo SoundCloud, che non è proprio del tutto aggiornato e non c'è neanche tutto, a dire il vero, però comunque c'è qualcosa di carino c'è sicuramente, ecco. Qualche mia canzone la trovate anche lì. Poi comunque in questo periodo ho anche la band, gli Elim, poi chi mi segue già da tempo lo sa, quindi per quest'anno ho composto più che altro per il gruppo che per me stesso. Adesso ho iniziato la produzione di un mio nuovo album che dovrebbe uscire l'anno prossimo. Vabbè, non è che esce ufficialmente, io lo faccio perché mi diverto e perché è la mia passione, non è che ho una casa discografica o cose così, ecco, volevo chiarire questo. Però comunque mi piace e lo faccio, l'ho sempre fatto. L'unico anno che ho mancato è stato questo qui, appunto, del 2016, però ho intenzione di rifarmi, ecco. Infatti ci sono gli album del 2013, 2014 e 2015, sono molto diversi tra loro. Ecco, io spero comunque che questo video vi sia piaciuto.